Battere la più grande per tornare a volare. Un saluto amici di Sportistri di Anthony Massaro qui dal Salvatore Favazza di Terrasini. Oggi si affrontano Partinica Audace e San Giorgio Piana. Apre adesso le danze della sfida tra Partinica Audace e San Giorgio Piana. Altro corner battuto e altra respinta dell'estremo difensore rossonero. Poi Maranzano accorcia su Serio. Il Partinico rimane lì con Anselmo, grave incertezza e lascia metri a Lucera che si invola verso la porta. Lucera davanti a Catanzaro, è il gol del Piana, il primo gol di Ramondo Lucera nella sua carriera in promozione. Battuta adesso con le mani, si muove D'Amico, la palla arriva quasi al secondo palo, poi Pulizzi deve andare a lottare, prova il tiro, Scrozzo! Occhio al suo destro, parte, si distende Catanzaro. Grande personalità da parte dei ragazzi di Abbenante, palla diretta da Viscuso ad Amico, poi Anselmo, lotta, ci vuole grande intensità, grande forza in tutti i duelli per rimettere in piedi questa partita che dice 1-0 Piana. Maranzano, buona trama per D'Amico, calcia, blocca Belmonte da Viscuso che va da destra, raccoglie il capitano, palla per Aggio, ancora il 7, prova a passare in mezzo a due, lotta Aggio e alla meglio il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Como, grandissima palla per Pulizzi davanti alla porta, miracolo di Belmonte, palla illuminante di Aggio che ha fatto una grandissima giocata ma Pulizzi se l'è mangiato. Subito intercettato dal Partinico che riparte con protagonismo, palla per Panzeri, vantaggio Aggio nell'altra fascia, Aggio insiste, ne ha saltato uno, ne ha saltati due, ancora Aggio, palla in mezzo per D'Amico, tocco e conclusione alta di Panzeri, sta mangiando troppe occasioni il Partinico Audace. Maranzano va dentro l'area, la palla arriva ad Aggio, occhio al suo mancino, Aggio va col destro, pallone allontanato e ripartenza Piana, occhio davanti, la progressione da parte di Duro che sceglie Lucera, occhio al suo destro, preferisce andare sul mancino, calcia Catanzaro, poi Serio, si salva il Partinico Audace a tutti i costi, poi Fili, stavolta col tempo giusto, Panzeri e la sua mattonella, ancora il 10, Fili allarga, dove c'è Aggio che può accendere la sua qualità, Aggio, passa il mancino, calcia, non la tiene Belmonte e poi si salva, il Partinico è lì, il lancio per Lucera, chiude Fili, Serio, va sul destro, prova ad inventare, risponde Catanzaro ma la palla forse sarebbe uscita e ribattere questa rimessa laterale, Scrozzo in mezzo, c'è D'Amico, non ci arriva neanche Pulizzi, Anselmo pressa, riparte il Piana, palla per Serio in campo aperto, non lo tengono Serio, c'è Lucera solo, grande scivolata di Viscuso che poi perde il pallone, occhio a Lucera dentro l'aria e poi rigore, calcio di rigore per il San Giorgio Piana. Pronto Serio, va col destro, spiazza Catanzaro, fa 2-0 e si va a prendere l'applauso del suo pubblico, un gol che conta tanto per Jack Serio da una prestazione importante. Lucera controlla, pensa ad aprire il gioco, ancora Lucera, va col destro, respinge Catanzaro, si fa trovare pronto il numero 1. Occhio a questo tiro da fuori, con un po' di difficoltà Catanzaro riesce a mettere in angolo la sfera, pronto Longo, è buona la palla, poi prova addirittura il tiro Viscuso, restituisce la sfera a Longo che va in mezzo e la riapre il Partinico Audace con Fili, un bomber per questa squadra, il numero 6 fa 3 in stagione e 1-2, c'è ancora vita a Terrasini, tutto pronto, partito adesso la punizione, è buona, esce Belmonte,
La palla era entrata, ma il direttore di gara aveva già fischiato. Risultato, palla e mezzo, è buona per il secondo palo, ma è arrivata sulla testa sbagliata, non è riuscito a impattare bene con la palla. Pulizzi, c'è Viscuso, ma occhio a Lucera, va dal sodo, occhio a questa palla che attraversa l'aria, fallo in attacco, occhio a questa palla per Pirrotta, potrebbe essere l'ultima speranza. Pirrotta in mezzo per D'Amico, non ci arriva, ma stavolta c'è il fischietto in bocca. Triplice fischio, il Piana espugna il Favazza. Il Partinico Audace dopo una grande prova esce comunque KO.